l'etere, le energie sottili, il prana. Faccio l'operatore olistico di mestiere e questo è un racconto di tante esperienze e anche di tanta ricerca. Il cuore degli operatori. Mesi fa, forse un anno o due fa, scrissi un post e adesso ve lo riporto anche in video. Nel post che era uscito per San Valentino citavo un punto che è molto molto importante. Quando parliamo di operatori che lavorano con le energie, il canale, la porta che fa sì che l'operatore sia in grado di fare quello che sta facendo è il cuore. C'è un punto che definisce e distingue l'operatore vero dal ciarlatano. L'operatore vero ci mette il cuore e attraverso il cuore apre la porta al mondo delle forze dell'etere. Cos'è una forza dell'etere? Se lavori con gli angeli, sono gli angeli. Se lavori con le forze di corpi celesti come il sottoscritto, sono i corpi celesti. Oppure le forze del mondo antico, oppure altri aspetti ancora. I numeri sono forze eteriche, i colori sono forze eteriche, ci sono discipline che usano i colori, altre che usano i numeri, altre che usano altre cose ancora. Tutto è una forza eterica, ma la porta per renderle materiali è il cuore, perché il cuore ispira il cuore della persona assistita a fare lo scattino e a generare quelle stesse forze dentro di sé. Il vero scatto della spiritual healing non è io ti trasmetto, è risvegliati, risveglia le tue forze di spiritual healing dentro di te, healing, ok? Questa chiaramente non è sostituzione di pratica medica, è benessere, punto. E bisogna essere adamantini su questo punto, Ma cosa vuol dire usare il cuore? Vuol dire che quell'effetto particolare per cui stai con l'operatore, si sta praticando, o lo ami o lo odi. E potresti scambiare quello che senti da parte dell'operatore per amore, per affetto, per qualcosa che in realtà non c'è. In quel momento l'operatore sta spalancando il cuore non perché ti ama, ma perché sta tirando giù quelle stesse forze di spiritual healing. Non è un sentimento che nutre nei tuoi confronti. E non è neanche nulla di realmente mistico, è che proprio è è il vero canale con cui questo può funzionare, perché altrimenti non funziona. O meglio, è molto più limitato, vedete. Un operatore può governare gli aspetti dell'etere, delle forze eteriche, eccetera, anche utilizzando la forza di volontà, cosa che ormai di sti tempi pochi hanno, però si può fare anche con la forza di volontà senza bisogno del cuore. Ma quello che fai con la forza di volontà, per quanto riesca ad andare in profondità e stabile, non innesca la miccia di quel qualcosa in più. Di contro, chi è abituato a usare il cuore ha invece bisogno di imparare a usare anche la volontà. Cuore e volontà vanno poi uniti da un operatore quando cresce finalmente e si diploma alla scuola della vita. Perché allora, grazie alla volontà, il cuore non conosce più confini e non viene più schiacciato e non viene più attaccato, non viene più distrutto e fatto a pezzi, è in grado di difendersi. Se è solo cuore, è facile che venga fatto a pezzi perché rimane fragile. All'opposto, è difficile che un operatore dotato di solo volontà sviluppi anche il cuore. Di solito usa molto la volontà perché ha paura di usare il cuore. Però le due cose vanno unite necessariamente per far scattare quel qualcosa in più. E quando l'operatore lavora, ripeto ancora una volta, non sta provando qualcosa per te, ma potresti scambiarlo per tale. Una cliente, quando gli spiegai questo, mi disse illuminata: ah, ma allora è per questo che quando esco da una sessione sono lì con Manlio sei il mio migliore amico. Sì. Puntini, puntini, puntini. Ma si può anche generare la reazione opposta. Cosa succede se a ricevere una sessione una persona che ha paura del cuore o il cui cuore è ferito? All'inizio ti cerca, ma poi ti attacca, perché capisce che stai cercando di far ripartire un aspetto che quella persona non vuole far ripartire, perché per tanti motivi, ferite profonde o altro ancora.
puntini, puntini, puntini. E ognuno ha la sua strada, ognuno ha i suoi tempi, e alla fine il tempo è quello che rimette tutte le cose a posto. Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini vuol dire ci sarebbe molto altro da dire, ma non è questa la sede per parlarne, perché è solo un piccolo video. Quindi ragazzi, quando trovate un operatore che usa il cuore, rispettatelo, non chiamatelo alle 3 di notte, perché cercherà davvero di aiutarvi e si sentirà in colpa se non lo farà. E poi, dato che non ci riuscirà perché alle 3 di notte non sei Superman e il giorno dopo ti devi svegliare e fare altre sessioni e se non hai dormito non sei in grado di rendere, ok? E quando l'operatore si sente in colpa perché non riesce ad aiutarti, ti tira su un muro, mette le distanze perché capisce che non ha modo di farci qualcosa. Qualcuno è in grado di dirlo, qualcun altro prende le distanze e basta. Siamo esseri umani. Smettetela di considerarci come qualcosa che non siamo. Smettetela di proiettarci le vostre idee o le vostre carenze. Noi siamo qui soltanto per dirvi guarda che si può, fallo anche tu. Basta, fine. È un po' come giocare tutti insieme. Se si gioca tutti insieme ci si diverte. E apro piccola parentesi, esistono giochi non competitivi. Sul serio, nell'ultimo decennio sono stati creati giochi da tavolo non competitivi dove si gioca tutti insieme e o si vince o si perde tutti insieme contro il gioco stesso. Alla faccia. E poi dicono che l'evoluzione non esiste. Esiste, esiste. Puntini, puntini, puntini. Grazie ragazzi e alla prossima.